sveglio alle 3. Siamo qua con Marce nel suo studio dove compone i suoi singoli. Ciao Marce. Ciao. Dove componi appunto i tuoi singoli. E dove eravamo rimasti? Al tuo ultimo singolo, Fidarsi di te. E se ci vuoi un attimo spiegare di questo. Un attimo stoppati, no? Sì, perché in realtà non si poteva ancora concludere quel viaggio, quel video. Ma come promesso, a distanza di qualche mese sono qui finalmente abbiamo potuto girare le immagini, ci hanno permesso di girarle e quindi siamo qui per dire ci abbiamo messo molta fiducia, ci abbiamo messo un bel po' di cuore, come in tutte le cose che bisogna fare in questa nostra vita, e siamo arrivati al punto di poterci riappropriare della nostra vita. Ci spinge. E le immagini di questo video che adesso pubblichiamo integrale raccontano proprio questo, la bellezza, la felicità di poterci ritrovare tutti insieme, magari anche suonare, cantare e ballare. E sostanzialmente è un po' questo l'epilogo del nostro viaggio. Mettendo un po' di fiducia e tanto cuore si possono fare tante belle cose. Non è finita qui, cioè voglio dire, il viaggio continua e c'è sempre qualcosa di sfidante che ti motiva per andare avanti e per fortuna adesso le condizioni ce lo permettono di più di prima, insomma. Io siedo lì, dimmi di te. Complimenti tra l'altro, perché abbiamo proprio scoperto che in questi giorni sarai anche uno degli 8 finalisti regionali al Sanremo Rock and Trend. A quando l'esibizione? Questa è una infatti notizia di questi ultimi giorni, però che fa molto piacere, però ancora non sappiamo quale sarà la data. Io sarò tra gli 8 finalisti Veneto e mi devono ancora comunicare la data. Appena lo saprò, promesso, farò sapere, anche perché ho bisogno di sostegno, mi raccomando. Beh, diciamo che in cantiere c'è la lavorazione per la pubblicazione del lato B di Fidarsi di te. Come ti dicevo poc'anzi, il viaggio non finisce qui. E stiamo pensando al lato B, sai come succedeva tanti anni fa sui 45 giri, non so se te lo puoi ricordare, si passava dopo un po' di mesi ad ascoltare più il lato B che il lato A e a volte succedeva anche che il lato B aveva più successo del lato A. Speriamo che sia così, non si sa mai, noi comunque ci stiamo lavorando. Questa gioia alla vice salta le logiche. Beh, il mio saluto e l'augurio di cuore a tutti quanti è molto semplice. A te Luca e a tutti, tutto lo staff di QDP News e a tutti, buona vita. Disteso nel mio viso, il tuo sorriso è il meglio che c'è.